ora in onda Potere al Popolo. Questi applausi sono per te, Simone. Simone 2 in regia, buongiorno, che piacere. Buongiorno a tutti voi, 5 minuti dopo le 11 del mattino, sì, sono proprio ancora io, Sammy Varin. C'è la Meloni che sta parlando al Senato. Inaccettabile ambiguità di Mosca. Aumentare la pressione sulla Russia per riconoscere la Palestina, escludere Hamas. La Presidente del Consiglio interviene in Parlamento in vista del Consiglio europeo di domani. Sosteniamo la riduzione delle emissioni, ma basta con obiettivi irraggiungibili. Questo è il sito del Corriere Repubblica. Meloni: non invieremo soldati a Kiev senza Hamas, pronti a riconoscere la Palestina. Queste le ultimissime notizie, e in questa seconda parte del Potere al Popolo e quindi della nostra controinformazione, tra pochissimo controinformeremo anche dal punto di vista musicale con un bel pezzo pompa pompa dance dance. Avremo modo più tardi di leggere gli appuntamenti targati Lega, ma anche quelli sul territorio con le feste e sagre meno conosciute ma più buone da mangiare in È tutto un magna magna. Ma adesso tutti silenti perché arriva con noi Simonetta Matone con il Qui Parlamento. Qui Parlamento. Mattone, prego. Allora, l'affidamento è un mondo inesplorato di cui tutti parlano senza conoscerlo, senza averlo praticato, senza avere mai incontrato né una famiglia a cui è stato tolto un figlio, giustamente o ingiustamente, né una famiglia affidataria. E questa legge non ha la pretesa di risolvere il problema e di esplorare il sistema affidamento, ma ha una funzione meramente regolamentare di riordino del sistema. Non è all'interno di questa legge che possono affrontarsi temi come quello dell'affidamento, che è uno strumento temporaneo destinato a due cose che sono alternative: o il rientro del minore nella famiglia di origine, perché la cura si chiama affidamento, oppure lo strappo definitivo per avviarsi verso l'adozione, seguendo però delle regole certe e avendo però dei dati oggettivi inoppugnabili sui quali ragionare. Ora, l'interesse del minore è il bene supremo, è il faro al quale tutti noi dobbiamo guardare e seguire. Ma vorrei chiedere a chi dice che questa legge non va bene, in quali punti di questa legge viene ad essere violato il superiore interesse del minore? In nessuno dei tre punti di questa legge stringatissima, che è meramente regolamentare di un sistema, dà regole precise, voi troverete qualcosa che violi l'interesse del minore. Tant'è che stiamo parlando soltanto di 3 articoli. Il primo serve a ridurre i tempi di prolungata permanenza presso istituti, sine die, ragazzini allontanati dalle famiglie che crescono all'interno degli istituti, garantendo il rispetto delle procedure previste dalle leggi italiane. Il primo articolo stabilisce l'istituzione di un registro nazionale degli istituti di assistenza pubblica e privata, delle comunità di tipo familiare e delle comunità di tipo affidatario, perché hanno funzioni completamente diverse. Quindi c'è un riordine, una radiografia di questo sistema che mi pare assolutamente necessaria proprio per capire come affrontare questo tipo di problema. E questo registro verrà tenuto dal Dipartimento per le politiche della famiglia, cioè viene ad essere centralizzato evitando la parcellizzazione tra 1000 enti locali che continueranno a fare il loro lavoro, ma il governo avrà la possibilità di avere una fotografia del sistema. Ma la cosa più importante di tutte è il registro dei minori collocati presso le famiglie affidatarie o in comunità o in istituti, registro che verrà tenuto presso il Tribunale per i minorenni. E
e presso i tribunali ordinari, visto questa doppia competenza. In questo registro saranno annotati gli estremi del provvedimento con cui è stato disposto l'affidamento, l'indicazione dell'affidatario, che può essere una famiglia, una comunità, un istituto, come vi ho detto, la data e gli estremi del provvedimento, l'intervento della forza pubblica, perché voi non avete idea di quanti bambini in caso di alienazione genitoriale esiste, non esiste, gli psichiatri sono dibattuti, non sono d'accordo sull'esistenza o meno di questa sindrome, ma comunque è un dato di fatto che ci sono bambini a cui viene vietata la genitorialità dell'altro e che devono essere necessariamente portati via con l'ausilio della forza pubblica per essere sottratti a mali maggiori, la data del provvedimento, il numero di incontri che quel bambino fa con la famiglia. Allora voi forse non lo sapete, ma in tutte le procure presso il Tribunale per i minorenni, io ci sono stata 17 anni, la polizia giudiziaria va negli istituti a controllare il registro degli incontri e riferisce al pubblico ministero quante volte quel bambino ha ricevuto la visita della famiglia. Non è un dato irrilevante, è un dato fondamentale per capire se quel legame c'è ancora, se questo legame deve essere rescisso. Per ora lo si fa così, sulla buona volontà. Nel Lazio c'erano 5 distretti, addirittura i magistrati ruotavano per evitare affascinazioni rispetto a un istituto rispetto all'altro, e la polizia giudiziaria va a leggere questa roba. Cosa c'è di male nel sistematizzare questo dato che è fondamentale per decidere, al di là di quello che scrivono gli assistenti sociali, sui quali dovremmo scrivere volumi e dedicare intere sedute del Parlamento all'esame di come funzionano i servizi sociali in Italia? Quindi io vi do ragione, non è la soluzione del tema, del problema, ma mettiamo ordine in un sistema che è affidato al singolo procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, perché il lavoro che facevo io a Roma magari a Macerata non lo facevano, e questo non può essere. La giustizia non è la giustizia del singolo magistrato, è un sistema che deve funzionare in tutta Italia, e questa legge, ripeto, non è la panacea di tutti i mali, ma è una soluzione ordinamentale a un tema, quello dell'affido eterofamiliare. Qui Parlamento. Everybody rise up, feel the love and hear that sound. And we're out on the floor and we rise up, never gonna let you down. 'Cause we need more and more as we rise up. There's something wrong, I feel it in my breath, in my soul, in my heart, and it can't go on. I dream, would it be the same? You were here, this I wanna be lost in your beat, yeah. Dancing all through the night, like magic, nostalgic. You make me strong. Oh, you put a smile on my face when your music is spinning around. I live my life right here, 'cause I can hear the beat and the groove in your sound, yeah. Dancing all through the night. Everybody rise up, feel the love and hear that sound. And we're out on the floor and we rise up, never gonna let you down. 'Cause we need more and more as we rise up, yeah. Oh yeah, and we're out on the floor and we rise up, Everybody rise up, feel the love and hear that sound. Never gonna let you down. Everybody rise up, everybody rise up, feel the love and hear that sound. Never gonna let you down. Everybody rise up. everybody rise up, feel the
baila, baila, baila ci vuole a quest'ora del mattino, un po' di ritmo, non vorrete mica addormentarvi alle 11, c'è qualcuno che si sveglia a quest'ora. Sì, forse anche lui, perché lo sai, gli artisti lavorano di notte. Lo zio Peter, ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo, pronto? Ma buongiorno, infatti sto sorseggiando un buonissimo caffè. L'ho detto io, l'ho detto. Anzi, è un po' prestino, dovevamo arrivare un po' più tardi, ma purtroppo abbiamo a quest'ora l'intervista. Oh, prima di tutto, come ti chiamiamo? Lo zio Peter? Lo zio Quindi Peter? basta chiamarmi Peter, va bene Peter. Senti, ma tu cosa stai combinando? Con questo Rise Up ci riporti a ballare dopo aver remixato La rondine di Mango, You Need Me, addirittura persino Io nascerò, quella di Loretta Goggi. Che cosa ti stai inventando? Qui sei arrivato all'inedito, ma hai tirato dentro, che gente che hai tirato dentro in questo pezzo Rise Up. Raccontaci tutto, zio. Sì, diciamo che dopo le collaborazioni estere con Irene Cara, che purtroppo è venuta a mancare, ma l'abbiamo ricordata con 2 dischi, You Need Me e All My Heart, abbiamo pensato di fare un disco nuovo internazionale con 2 artiste internazionali, anche se stanno in Italia. Sto parlando di Annerly Gordon e Dani. Sono entrambe dalla scuola Off Limits, quindi dove sono nati in Spagna e tutti quel genere lì, e loro hanno fatto grandi successi negli anni 90 e 2000. Annerly, ad esempio, ha scritto The Rhythm of the Night di Corona insieme a Checco Bontempi e a Spagna, per farti capire. Poi Dani ha fatto grandi successi con il progetto Benassi, quindi credo di aver preso 2 delle grandi voci che stanno in Italia però internazionali, e poi ci voleva una voce maschile. La voce maschile l'ho presa in stile Disco Fever, che era un suo successo degli anni 90, e sto parlando di Carl Fanini dei Clubhouse. Poi ho messo un po' di sax tipo anni 80, una chitarra che ricorda un po' metà anni 90 Ultramate, quindi tutti questi ingredienti hanno creato il nuovo disco che si chiama Rise Up. Cioè, capite? Lo zio Peter fa il barman, fa i cocktail, e che Esatto. roba buona che salta fuori. Cioè, tu accontenti sia quelli giovani sia quelli più grandicelli, che però, insomma, fare 2 salti li faccio volentieri. Dove stai pescando? Che i giovani li accontenteremo anche più avanti, perché uscirà poi una serie di remix con sonorità afrobeat, melodic techno e techno un po' più raffinata, o magari anche, che so, tech house, tra la primavera e l'estate del 2026. E cavolo, e cavolo. Senti, ma che aria tira? Che aria tira in pista? Che cosa vuole la gente, secondo te? Anche questo ritorno comunque a molte sonorità anni 90, anni 80, se non a volte anche anni 70. Che cosa significa? Significa che va di moda il vintage, il passato, o che oggigiorno si muove pochetto dal punto di vista musicale, per cui meglio guardare indietro? Allora, io penso che è sempre stato così, solamente che quando noi eravamo piccoli non sapevamo, quando usciva un disco, che era un disco del passato. Ti faccio un esempio: nel 92, quando la musica dance era solamente zanzarismo, quindi techno, è uscita la cover mania. Quindi dopo aver fatto Please Don't Go, il grande successo mondiale, poi tutti hanno fatto le cover. In quel periodo per esempio, i quarantenni, i cinquantenni cosa pensavano? Che la musica era finita, la discoteca, perché ormai si raschiava il barile facendo tutte le cover remix degli anni 70-80. Quindi è stato sempre un po' così, solamente che chi la guarda dal sapere, nel senso che io so che quel disco esiste, è normale che penso che la musica sia finita, ma la musica è sempre stata così. Cioè, quelli degli anni 70 ovviamente erano nati con la musica degli anni 50 e 60, quindi i loro riferimenti erano quelli, anche se magari non c'era internet, non c'era tutto questo sapere che c'è adesso. Quindi secondo me il background è sempre quello. Io attingo dalla mia infanzia, da quello che ascoltavo quando ero piccolo, quando sentivo le canzoni che ascoltavo a mio fratello che era più grande, i miei genitori, i miei amici, quindi credo che sia sempre stato così. Poi con l'avvento della musica in digitale, ovviamente quello è un altro problema, tra virgolette, per coloro che devono fare campare di musica.
però il fattore della musica che abbiamo sempre attinto al passato è sempre stato così, quindi non è una novità. Io cerco di attingere dal mio passato, dal background, perché propongo quello, cioè io se vado a fare una serata anni 90 e 2000 non posso mettere un disco techno melodic oppure afrobeat, quindi devo mettere quella musica lì. Siccome mettevo i dischi di Purple Disco Machine, che lui ha ripreso questo stile anni 80, ho detto caspita, ma posso farlo pure io, no? Che a me piace quello stile lì. Invece di mettere sempre i dischi degli altri voglio mettere qualcosa di mio. E allora siamo partiti con la Rondine, il remix di Mango, e poi da lì tutti gli altri remix sono usciti dopo. E poi abbiamo pensato di fare invece un disco nuovo. Disco nuovo ovviamente doveva un po' ricalcare quello che uno passa da quarantenne a cinquantenne, quindi il disco parte proprio con There's Something Wrong, c'è qualcosa che non va, lo sento nel mio fisico, quindi sai benissimo gli acciacchi di un quarantenne e cinquantenne, però ascolto la musica e quindi mi sento meglio, quindi sembrava proprio scritta apposta per me. Signori, anche per voi. Avete problemi d'amore, affari, il lavoro, gli acciacchi dell'età? Vi consigliamo lo Zio Peter. Rise vi Up. consigliamo Everybody Rise Up, risolleviamoci. Signori, e il bello è detto appunto da chi non ha più 20 anni e quindi vive la vostra età, vive la vostra vita, ma non si arrende, dice dai, si può ancora fare 4 salti, ma molto volentieri. Poi questa Rise Up c'è anche in varie versioni, per chi se ne Soprattutto intende. in vinile, quindi mi raccomando, la cosa più importante è di non ascoltarla solo in digitale sulle varie piattaforme come Spotify, iTunes, YouTube, eccetera, eccetera, ma soprattutto acquistare il vinile, quindi su Discogs, quindi discogs.com, c'è il vinile Rise Up Zio Peter e potete acquistarlo e avere la vostra copia anche autografata se volete o con un saluto, come volete. Aspetta, che lo sto mettendo sul piatto SL 1200, ok, lo punto, mezzo giro indietro ma anche meno, tengo fermo di sotto e lo faccio ripartire alla grande veramente. Lo Zio Peter, ma cosa bisogna scrivere su internet per trovarti, per trovare questi pezzi, per trovarti magari su Instagram e sui vari social? Sui vari social basta scrivere Zio Peter, scritto in italiano, ma si pronuncia Peter. Quindi Zio Peter o 90 all'ora, scritto tutto unito, 90 all'ora. Fantastico. Senti, e chi ti vuole venire ad ascoltare, a vedere, immagino sui social, se c'è qualche serata in arrivo, la specifichiamo, giusto? Certo, io sono sempre alla discoteca, Maxi Discoteca Il Globo di Borgo Vercelli. La prossima serata, il prossimo evento sarà venerdì 7 di novembre. Segnate giù, signore e signori, e poi chiaro, sparatevi a tutto volume in auto questa Rise Up in varie versioni, addirittura col vinile. Zio Peter, veramente grazie, ci ha fatto piacere. Chiaramente se passi da Milano, passaci anche a trovare qua in radio e ci facciamo 4 salti insieme, ok? Con vero piacere, Sammy. Va bene? Grazie, buon lavoro, Zio Peter. Grande. Ciao. Grazie, buon lavoro a voi. Ciao a tutti. Complimenti a Zio Peter, signori. Io sono Zio Sammy, lui Zio Peter. Fatto sta che questo Rise Up ci fa veramente ballare e soprattutto è meglio della bava di lumaca di Acerbi, signori. Ci fa sentire meglio. Lo amiamo. Amiamo anche lo Zio Peter. Come va? Come va Simone? Come va? C'è Simone 2 oggi in regia, vai, fai sentire la tua voce, dai. Ci sono! Ci siamo, va tutto bene. Per Tutto ora nessun danno. Fantastico, non è bruciata neanche una lampadina, funziona anche la valvola lì, funziona anche la valvola, bene. Sai che ci sono anche i pedali, nel caso vada via la corrente, devi iniziare a pedalare molto forte in modo che non va via l'energia per voi ascoltatori che volete energia. Sì, tra pochissimo avrete la vostra energia, anche perché arriverà un pezzo di Barbara Bert che è ritornata a cantare, questa volta con un pezzo tutto suo che si chiama Dammi un sorriso. Intanto però giustamente i WhatsApp al 340 6709 659, lo sapete, è il metodo più facile ed economico per parlare con la nostra radio, inviando un messaggio anche audio
anche video se volete, al 340 67 09 659, plim, ci appare direttamente qui in diretta e possiamo effettivamente dire anche quello che pensate. E allora, vediamo un po'. Buongiorno, stavo ascoltando quello che stava leggendo sul quotidiano Il Tempo di questi ragazzi ebrei che devono fare finta di niente per colpa di questi professori e insegnanti che istigano l'odio nei loro confronti, ma non si vergognano, sono da denunciare per istigazione e indottrinamento all'Islam. Caro, purtroppo se ne parla veramente, soprattutto oggi sul quotidiano Il Tempo, ormai sono tra di noi e le cose sono purtroppo destinate a peggiorare. Buongiorno, io direi che bisogna non parlare più di questa situazione israele-palestinese. Ci dispiace di quello che sta accadendo, mi auguro per il loro meglio a una soluzione del problema, ma a me preme di più risolvere il problema economico, energetico, sociale, scolastico, sanitario, agricolo, infrastrutturale dell'Italia e dei nostri figli. È vero. È vero, di questo problema se ne occupasse il Ministero degli Esteri. Il problema è quello appunto che anche i nostri sindacati si sono dedicati ad altro, cioè o si dedicano a difendere immigrati clandestini e chi ha altri gusti sessuali o si mettono a difendere Gaza, Palestina, eccetera. E ai lavoratori chi pensa? Misteri, apparizioni, sparizioni. Ancora WhatsApp al 340 67 09 659. Sammy, visto che dal 2026 il bollo auto passa interamente alla regione, in Lombardia verrà finalmente abolito come raccontava il Salvini. Oddio, sarebbe fantastico, però insomma, se fai il tifo per la tua regione, farla restare senza soldi non è una cosa bella. Già adesso, ricordiamo, si paga il 20% in meno se lo fai tramite internet e fai il continuo automatico, quindi non è male. A ogni modo, questo è un secessionista. Indipendenza, unica soluzione. Lo so, caro Luca, ci siamo passati e abbiamo sbattuto la testa contro il muro. Buongiorno Sammy, chiedi a Morelli se in Veneto corriamo come Lega Stefani Presidente. Ma Lega Stefani Presidente, non l'hai visto? Il nuovo adesivetto? Non l'hai mica visto? Te sei rimasto in tre. Buongiorno Sammy, Corti dà ragione anche ai serenissimi secessionisti del 1997? Sì, perché il must di quest'oggi è il consigliere comunale a Milano del PD. È un must, dovete assolutamente cercarlo. Cercate Lega Official su Instagram. C'è questo video stupendo dove il rappresentante del PD parla bene di chi spara. Non ci credete? Allora tira su il cursore un attimo, facciamo sentire dal mio computer che cosa dice questo bel signore consigliere comunale del PD a Milano. È legittima. La lotta armata è legittima sulla base del diritto internazionale. Che sia fatta dai socialisti, che sia fatta dagli islamisti, è sempre lotta armata. Io l'ho capito che a tutti voi razzisti parte l'embolo, appena sentite parlare in arabo, subito islamista di qua e di là. Signori, non è la stessa cosa. Hamas non è uguale all'ISIS, punto. Ma lo dice la storia di quella regione. Dovete imparare, andate a studiare, siete solo degli ignoranti, siete. Poi uno può essere d'accordo o no a livello politico sui posizionamenti di Hamas o su un gruppo come Hamas. Questo è legittimo, ma questo non significa delegittimare la lotta armata, perché la lotta armata è legale dal punto di vista del diritto internazionale. La lotta armata è legale, signori, e questo è un rappresentante del Partito Democratico. Che cosa rispondiamo a questo signore consigliere comunale a Milano del PD? E lo paghiamo anche molto bene. Inviate il vostro messaggio al 340 6709 659. Ma i serenissimi non facevano male a nessuno e la loro non era certamente una lotta armata, quelli che sono saliti sul campanile con il tank tutto rotto. Ma per favore, ma per piacere. Raimondo, un saluto anche a te. Ci fermiamo, ma solo per pochi secondi. Arriva Cerbis, arriva la canzone indipendente e poi certamente
gratuitamente, gli appuntamenti da non scordare e le vostre chiamate, se lo volete, allo 0292 94 7222. Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Sono disperato, non ce la faccio più, no, non ce la posso fare. Faccio fatica, ragazzi, ho una certa età, Allora, mi state chiamando, sono Alberto Acerbis, mi avete riconosciuto la voce, mica ogni volta devo presentarmi, sono mica, dai, è Alberto Acerbis. Molti di voi, più donne che uomini, si capisce, hanno chiamato per sapere se abbiamo ancora la crema alla bava di lumaca, perché arriva l'inverno, la nostra crema Rimas, che è una crema riparatoria. La nostra crema Rimas la trovate anche lì su olioacerbis.com, sezione cosmetica. Però attenti una cosa, non parliamo di una crema riparatoria, dai, diciamoci le cose come stanno. Io adesso vi dico, ma usa questa crema biologica, buona, soluzione all'80%, olio di argan, burro di karité, fatta in Italia, pazzesca, 35 euro, potete vendere al farmacista, ci guadagna ancora lui. E voi dimostrate 20 anni in meno, bene, no, non ve lo dico, ma neanche se venite qua sotto tortura. La crema Rimas alla bava di lumaca biologica è una crema riparatoria. Allantoina, collagene, elastina, sostanzialmente allantoina, collagene, elastina sostanzialmente sono i mattoni della nostra pelle. Dopo i 30 anni, re, papi, belli, brutti, sciori, non sciori, tutti, poeti, navigatori, noi produciamo sempre meno allantoina, collagene e elastina. Ecco che la nostra pelle invecchia, perde di colorito, di elasticità, di tono, viene aggredita dall'esterno, quindi le rughe. Voi mettete la crema riparatoria anche sulle macchie, sui brufoli, una cosa pazzesca, totalmente naturale. Attenti all'offerta che trovate sul sito chiamando 030 68 40 408 o il sito olioacerbis.com. Non sto scherzando, 3 creme alla bava di lumaca stamattina, 3, anziché 125 euro, 79 tutte e 3. Trasporto è gratuito, chiamate, dite Radio Libertà. Grazie, alla prossima. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ciao a tutti gli amici di Radio Libertà, sono Barbara Bert e sono qui per presentarvi il mio nuovo singolo come cantautrice. Dammi un sorriso, un brano pop dance che vi trasporterà dalle prime note in un mondo parallelo, donandoci quel sorriso che tutti noi vorremmo vedere ogni giorno sulle labbra delle persone amate. Un abbraccio al mio caro amico Sammy Varin e buona musica a tutti. Cammino in questa città tra mille volti e mille storie. Cerco un po' di luce in questa giornata che si sfoglia. Il cielo grigio sopra me, ma il cuore ancora spera. Perché so che un sorriso può cambiare questa sera. Dammi un sorriso, fallo brillare. Dammi un sorriso, non lasciarmi andare. Dammi un sorriso, è la mia verità. Dammi un sorriso e tutto andrà bene, sai. Tra le nuvole di pensieri trovo un motivo per sperare. Un gesto semplice, un sorriso può farci volare. Non serve molto, solo un attimo di calore.
lasciarmi andare, dammi un sorriso, è la mia verità. Dammi un sorriso e tutto andrà bene, sai che anche se il mondo sembra cadere giù, un sorriso può cambiare tutto, tu lo sai, non smettere mai di sorridere, perché il sole tornerà e ci farà brillare. Dammi un sorriso, fallo brillare, dammi un sorriso, non lasciarmi andare, dammi un sorriso, è la mia verità, dammi un sorriso e tutto andrà bene, sai. Dammi un sorriso e il mondo sarà più bello. Dammi un sorriso e il cuore si farà più leggero. Grandissima Barbara Bert con Dammi un sorriso, che poi è quello che cerco di strapparvi io ogni mattina in rassegna stampa dalle 7:30 alle 9:30, poi vado anche in replica molto spesso la sera dalle 20 alle 21, ma soprattutto la rassegna stampa di Sammy Varin la potete trovare sul sito radiolibertà.net in podcast e soprattutto ancora sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, più di 1 milione di follower, e quindi un gigantesco grazie per chi mi segue da Facebook o da YouTube, e poi schiaccia il bottoncino condividi e spedisce la nostra rassegna stampa quotidiana a parenti o amici che ancora non conoscono Radio Libertà e che sono abituati ai soliti canali noiosissimi. Dammi un sorriso, Barbara Bert, brava Barbara, e voi restate lì perché adesso arriva Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Sì, vabbè, ma qui non è che possiamo fare le richieste musicali, cioè mi state richiedendo tutti quanti corti. Oh, ma ragazzi, ma non è mica della Lega questo qua, è del PD. Quella di Hamas è lotta armata legittima. È bufera su un consigliere milanese del Partito Democratico. Si chiama Alessandro Corti, al Municipio 7 di Milano, e ha detto che Hamas conduce una lotta armata e questa lotta è assolutamente legittima. Va bene, ve lo rifaccio sentire, poi basta però, poi basta. Senti, sul cursore. La lotta armata è legittima sulla base del diritto internazionale. Che sia fatta dai socialisti, che sia fatta dagli islamisti, è sempre lotta armata. Io l'ho capito che a tutti voi razzisti parte l'embolo appena sentite parlare in arabo, subito islamista, di qua e di là. Signori, non è la stessa cosa. Hamas non è uguale all'ISIS, punto. Ma lo dice la storia, di quella regione. Dovete imparare, andate a studiare, sono degli ignoranti. Lo so. Poi uno può essere d'accordo o no a livello politico sui posizionamenti di Hamas o su un gruppo come Hamas. Questo è legittimo. Ma questo non significa delegittimare la lotta armata, perché la lotta armata è legale dal punto di vista del diritto internazionale. Oh, va bene, l'ha detto. Avevamo qualche dubbio effettivamente che qualcuno avesse questi pensieri. Adesso chiaramente aspettiamo che qualcuno prenda delle iniziative all'interno del centro-sinistra, sicuramente. Ma uno che parla così deve stare in politica a governare una città? Bella domanda. E ancora, questo consigliere comunale dà degli ignoranti agli altri quando è lui che non sa neanche dove abita. Ma forse dove abita lo sa, però siamo abituati, quando non la pensiamo come uno del PD e lui ti dà subito dell'ignorante. Ancora messaggi, ancora WhatsApp 3406709 potete dire la vostra su qualunque argomento e chiaramente è un grande piacere stare in vostra compagnia perché inutile dirvelo, siete belli tosti, ma avete anche l'opportunità di andare in diretta chiamando il nostro numero fisso 0292
94 7222. La nostra radio è famosa per fare dirette senza filtro. Cosa vuol dire? Vuol dire che chiunque può chiamare 0292 94 7222 e dire al regista Simone voglio andare in diretta, e voi in quel momento siete in diretta, non dovete far altro che attendere in linea che il conduttore dica pronto. Buongiorno signor Semmi Lisetta. Uè, ciao. Allora, 2 paroline, signor Semmi, no ai contributi per le auto cinesi. Allora, come mai signor Semmi i contributi per l'acquisto di un'auto elettrica con i soldi di tutti, dico io, anche di quelli che non hanno un'auto, siano devoluti anche alle auto cinesi, di cui vediamo fior di spot in TV, mi sembra che qualcuno l'avrà visto anche lei. Allora, soldi importanti, signor Semmi, che vanno alla concorrenza cinese, che in ogni caso non ne avrebbe bisogno, visto il costo del lavoro laggiù in Cina. Per l'ennesima volta io dico, ci diamo la zappa sui piedi, oppure c'è qualcosa che mi sfugge? No, Io no. la saluto come sempre e buona giornata. Grazie, no, non ti sfugge proprio niente, cara ascoltatrice. D'altronde l'ha riconosciuto anche la von der Leyen, che stiamo dando da mangiare ai cinesi, come li abbiamo fatti crescere, diventati belli pasciuti in questi anni, da quando la Cina è entrata nel WTO. Quanti soldi li abbiamo dati alla Cina, perché era un paese che stava crescendo ed è cresciuta, e come se è cresciuta. Chiamate 0292947222. Chi c'è in linea? Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno. E quanti soldi ci ha fatto la Germania con la collaborazione commerciale con la Cina? Nel 2023 faceva 200 miliardi. Sì, allora si parlava della von der Leyen grazie alla signora Lisetta. Mica per niente la von der Leyen però ha ammesso di aver sbagliato, o perlomeno che ha favorito la Cina con l'agenda green, ma non ha dato delle soluzioni. Cioè, in sostanza, ritiene che bisogna continuare così. Ad esempio, affossando il settore delle auto e pensando di sostituirlo con quello degli armamenti. Io ho paura che quando le elite sono veramente scadenti, abbiano la tendenza, per difendersi, ad eliminare le giovani generazioni, soprattutto quelle migliori. Lo scrive un libro che io lessi molti anni fa e all'epoca uscì negli anni 70 con prefazione di Furio Colombo e si chiamava La desiderabilità della guerra, scritto da 2 giornalisti americani che avevano riportato affermazioni e comunque considerazione di elementi militari importanti degli Stati Uniti, i quali sostenevano appunto che ogni 70-80 anni una guerra è necessaria per ristabilire l'ordine e per eliminare le generazioni giovani che potrebbero fare ombra al vecchio establishment. Io non vorrei che si volesse arrivare qui, perché la von der Leyen sa benissimo che i governi che la tengono in piedi in Europa sono in fortissima difficoltà, anche quelli di Germania e Francia, che sono praticamente detestati dalla propria popolazione. E quindi una bella guerra con l'intento di avere un nemico comune per tenere ferma la popolazione potrebbe essere una soluzione. Io naturalmente spero che non accada. Ciao Sammy, grazie. Grazie, ma noi ci vediamo molto lontano. Intanto in Senato sta parlando Claudio Borghi Aquilini, sentiamo qualche secondo. E quindi fa gola a molti. L'altra cosa che mi piace molto, che ho sentito e che secondo me è una novità che non so se sia stata colta appieno, è il desiderio di recuperare tutte le regole e riprenderle in mano e ridiscuterle uno a uno. Perché se si fa la scelta che questo governo ha fatto, che è quella di seguire le regole, anche se sono sbagliate, perché arrivare al 3% di deficit si prendono dei gran complimenti, ma vi posso assicurare che la nostra economia in questo momento avrebbe consentito un investimento maggiore, perché siamo messi bene per la prima volta da secoli e quindi avrebbe consentito un investimento maggiore. Andiamo col freno a mano tirato perché le regole sono sbagliate. Noi abbiamo deciso di seguirle,
ma se si decide di seguire le regole, a questo punto devono essere vagliate una a una, perché sennò altrimenti seguire delle regole sbagliate non è mai sinonimo di intelligenza. E il fatto di avere una rinnovata autorevolezza europea ci consentirà sperabilmente di farlo, ma teniamo sempre presente che se ci dicono di no, da qualche parte bisognerà arrivare al dunque, perché le regole sbagliate non possono essere ciecamente seguite semplicemente perché a qualcuno fanno più comodo di noi. E a tal proposito, quando sarà seduta di fianco, signor Presidente, al suo collega Macron o alle Cornu, non so chi mandano, direi cortesemente di ricordare che c'è un non detto, che mentre noi facciamo i nostri compiti, li facciamo benissimo, c'è uno Stato di fianco che è nostro concorrente, che facendo il deficit doppio rispetto a quello che facciamo noi, aiuta quindi in modo sleale le sue imprese che fanno concorrenza alle nostre. Perché il fatto che, tanto per dirne una, che l'energia in Francia sia sussidiata dallo Stato, mentre le nostre aziende devono costantemente avere a che fare con delle bollette più alte rispetto a quelle dei nostri vicini, forse non è una cosa che va bene dal punto di vista delle regole. Quindi glielo ricordi al suo collega Macron che le regole devono essere valide per tutti finché ci sono, perché sennò altrimenti... È finito il tempo per Claudio Borghi Aquilini in diretta dal Senato per naturalmente rispondere alle comunicazioni del premier Meloni, che ha detto questa mattina che non invieremo soldati a Kiev, senza Hamas siamo pronti a riconoscere la Palestina. Gli appuntamenti da non scordare targati Lega, certo anche i vostri messaggi, è inutile criticare la sinistra e le loro follie, ci scrive qualcuno, la colpa è anche di tanti di noi che si sentono delusi e non votano. Sento sempre dire sono leghista da 30 anni ma non vado a votare perché non è la Lega di prima. Svegliamoci, i nostri eletti stanno facendo il possibile, appoggiamoli, non dobbiamo perdere le nostre basi ma adattarle al presente. Alessandro da Genova, quello che è venuto a Pontida partendo dalla Croazia mentre era in ferie, mi ricordo Alessandro, grandissimo, e naturalmente approfitto per abbracciarvi tutti da lontanissimo. Ci siamo visti il 21 di settembre al gazebo della nostra Radio Libertà, siete venuti in centinaia e centinaia, è stata una grandissima emozione, soprattutto rivedervi o conoscervi per la prima volta, e tra di voi tante persone di tutte le età, anziani, anzianissimi di 80-90 anni, più in forma che mai, giovanissimi che mi dicevano Sammy ti ascolto ogni mattina alle 7:30 in rassegna stampa, vai avanti così, e ti guardavano negli occhi e dandoti una forza incredibile. C'è un motivo per cui, nonostante le pezzi al culo, lo stipendio che arriva sì e no quando arriva, e tanti problemi che abbiamo qui in questa piccola rivoluzionaria radio, siamo ancora qui, perché le soddisfazioni, il rapporto umano che abbiamo con voi sono impagabili, queste cose, capito? Sono impagabili. Poi, chiaro, uno deve riuscire anche ad arrivare alla fine del mese, ed è per questo che spesso e volentieri piango miseria dicendo aiutate questo canale, date un contributo a Radio Libertà attraverso il conto corrente postale 37671294, lo dico basso, 37671294, si usa così adesso, abbassare la velocità, intestato a Radio Libertà. Ma anche se siete internetari, andate sul sito Radio Libertà, cliccate sostienici, abbonati, e con una carta di credito ci fate un versamento di qualunque entità per dire anche io appoggio la vostra rivoluzione democratica. Noi non facciamo male a nessuno, anzi di solito le pigliamo. Castagnata della Lega, signori, non lo sapevo, mi hanno appena spedito questo messaggino, ragazzi, e voi quando c'è da mangiare, bere, ma soprattutto le castagne, il grandissimo
Pochetto da Caronno Varesino. Domenica 26 ottobre dalle ore 14 siete invitati a gustare deliziose caldarroste e vin brûlé. Appuntamento in via Macchia, Caronno Varesino, Varese, presso l'area coperta Parco Giochi di via Macchi. Caldarroste e vin brûlé con la Lega, e qui chiaramente sono invitati tutti, comunisti e fascisti, ci mancherebbe altro. Giovedì 23 ottobre alle ore 20 si presenta il libro di Armando Siri, A tutto c'è un perché. Imboscatissimi, ma in un posto stupendo, a Piancogno, in provincia di Brescia. Domani, giovedì 23 ottobre, ore 20, Borgo Glazeil, Sala del Camino. Arriva Armando Siri con il suo libro, occasione gustosissima. No, non c'è da mangiare, ma c'è il grandissimo Siri, ragazzi. Se lo vedete, me lo salutate. Oggi invece è mercoledì 22 ottobre e questa sera alle 18:30 a Salerno, sapete che si vota tra non molto in Campania, si inaugura il comitato elettorale di Aurelio Tomasetti, grandissimo Tomasetti, consigliere regionale, candidato alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre. Siamo quasi al conto alla rovescia. Chi mi segue in diretta o chi ha parenti e amici in zona Salerno, questa sera ore 18:30 via Posidonia 27 si apre il comitato elettorale di Aurelio Tomasetti. Appuntamenti da non scordare targati Lega, li trovate tutti sul sito legaonline.it, soprattutto quelli che riguardano la televisione, ma quelli che riguardano il territorio siete voi stessi a farmeli avere inviando il vostro WhatsApp al 340 67 09 659. Questa mattina a Milano si è aperto il punto Lega di via Vespri Siciliani 12, tornerà a essere aperto ancora questo sabato 25 ottobre dalle 10 alle 12. Chiaramente durante l'apertura è possibile effettuare il tesseramento Lega, soprattutto dopo quello che abbiamo sentito a Milano dal consigliere del PD, mamma mia, ma soprattutto si può parlare. È certo che si può parlare del futuro di Milano, un futuro che non deve essere targato PD, mi raccomando. E domani, giovedì 23 ottobre alle ore 21, chi arriva al punto Lega di Milano in via Vespri Siciliani 12? Arriva Stefano Bolognini, segretario particolare del ministro dell'istruzione e del merito, ma soprattutto vecchio amico di questa radio, quando ci chiamavamo ancora Radio Padania Libera. Devo avere delle foto anche con le corna insieme a Bolognini. Stefano Bolognini, anche questo me lo salutate se lo vedete. Domani, giovedì 23 ottobre, ore 21, Milano, via Vespri Siciliani numero 12, al punto Lega. Fa vedere un po'? Sì, ce la faccio. Assemblea degli amministratori della provincia di Varese, domani 23 ottobre alle 19 a Bodio Lomnago, in provincia di Varese, Biblioteca Civica Antonio Zanoletti, piazza Don Beniamino Gandini. Un evento organizzato dalla Lega Lombarda, domani 23 ottobre ore 19, Bodio Lomnago, provincia di Varese, Assemblea degli amministratori della provincia di Varese. Ci sono altre cose? Beh, ragazzi, chi mi segue lo sa, per noi è importante la festa della zucca. Poi certo c'è anche Halloween, ci sono i giovani, che palle. Però ragazzi, la notte di Halloween è la notte della zucca e la festa di Halloween è per noi la festa della zucca, che comincia già mercoledì 29 ottobre, dove? A Palazzago, in provincia di Bergamo. Si comincia con una bella mangiata, assolutamente sì, signori. Alla Tavico d'Esco, alle ore 19 di mercoledì 29 ottobre, cucina con prodotti tipici, taglieri di parti bollite del nobil porcello, carni alla brace e altre specialità. Giovedì 30 ottobre,
identità, tradizioni, sapori delle genti bergamasche, casoncelli, gnocchi, tortelli alla zucca, trofi al ragù, vellutata di zucca, grigliate di carne, arrosticini alla griglia e poi l'asino in umido, la polenta taragna, il formaggio alla piastra, la zucca al forno, le fave dei morti. Ogni sera si mangia e si beve a partire dalle ore 19 a Palazzago in provincia di Bergamo, area feste via Annunciata, da mercoledì 29 ottobre fino a domenica 2 novembre. Sabato 1 novembre sia la sera che anche a pranzo. Domenica 2 novembre solo a pranzo. Chiaramente c'è venerdì 31, la notte di Halloween, la festa con la mascherina più bella. Sabato 1 novembre un raduno di auto e moto d'epoca e poi le serate musicali danzanti e i pomeriggi con i giochi di gruppo. Festa a Palazzago, area feste, la Soca Fest, e chiaramente se siete leghisti troverete qualche amico. Sangon Fest a Giaveno in provincia di Torino, sabato 25 ottobre. Questo sabato alle ore 20 si cena al Circolo del Pasché in via Carducci 6 a Giaveno, Torino. Tra gli ospiti Fabrizio Ricca, Andrea Cerutti, Alessandro Benvenuto, Elena Maccanti e Riccardo Molinari. Appuntamento alla Sangon Fest di Giaveno, Torino, questo sabato 25 ottobre a cena. E io vado a pranzo adesso e magari, lo sapete, noi qui viviamo di pane e politica e insomma un po' di pancia la facciamo ugualmente. Ci fermiamo, ma solo per qualche minuto, minimo. Simone non va da nessuna parte, resta anche lui pronto e prono in regia, perché 5, massimo 10 minuti Sammy Varin ritorna con È tutto un magna. Restate lì. Avete ascoltato Potere al Popolo.